I diavoli escan fuori da ogni anfratto. So sulle torri, i muri e nel fossato. La città di Dite, che Dante e Virgilio incontrano nell'8° canto, con tutto un armamentario di diavoli, ci riporta a Siena a Palazzo dei Diavoli. La costruzione risale al 1300, c'ha una torre cilindrica e fu ingrandita nel 400 e restaurata. Ma perché dei diavoli? Perché probabilmente, secondo la leggenda popolare, qui durante i secoli si sarebbero svolti culti satanici con orge e messe nere. Probabilmente perché apparteneva ad una famiglia estinta, i Turchi, e nel 400 turchi erano gli infedeli e quindi i diavoli. Ma sicuramente qui, ed è storia, il 25 luglio del 1526 l'armata inviata da Papa Clemente VII e dai fiorentini contro la città, 5.000 uomini e 300 cavalli, fu messa in fuga e dispersa dalla striminzito esercito senese. 400 fanti, 50 cavalli. Davanti alle loro facce i fiorentini videro sicuramente quel giorno i diavoli e fuggirono fino a Castellina, come testimonia una lettera inviata dal Vettori a Machiavelli il 5 d'agosto dello stesso anno. Ma per venire ai diavoli dei nostri giorni, nei fondi del palazzo c'era un carraio che aggiustava carrozze e ne ferrava le ruote con cerchi forgiati col fuoco, quindi le fiamme erano sempre accese. C'è stato fino a poco tempo fa un fabbro e il fuoco era di prammatica. C'è stato soprattutto nel passato un vinaio ed oste famoso per le bestemmie sue e dei suoi avventori, sempre e comunque ad ogni ora del giorno e della sera. Chi più palazzo dei diavoli di quel palazzo? Con questo fango, Virgi, non ci sa scampo. Ci fosse un mostro e ci traghettasse. Che dici, sta a vedere, ora te lo stampo. Io te, in quel mentre un arrivò a flegiasse col suo traicche lesto come un lampo. Dante, sta barca non vorremmo affondasse, perché se peso e gli fra prende un crampo. L'anime so leggere come il gasse. Fece flegiasse e poi lo salì uguale. I trasporti, laggiù nell'oltretomba, a dirti il vero non funzionavano male. Per la puntualità erano una bomba. Qui, se vuol 10 a mezza mattinata, ti tocca sta un par d'ore alla fermata. Viaggiavano un qua e là tutti contenti, col fango che schizzava dappertutto, quando videro uscì Filippo Argenti. Dante, dimmi so, te che sa tutto. E gli levò la sete col prosciutto. Sei il più ignorante degli strafottenti, borioso e onse altro e farabutto. Lo vedi, reggi l'anima o denti. Te mira un po' a come cicoto, vedetti grufolà come un maiale e poi sparì giù in fondo a questo brodo. Ora, magari sarà un'idea mia, però mi sa che a Dante questo tale gli rimaneva poco in simpatia. Ovvia cittini, il viaggio è terminato, fece Flegiasse tutto soddisfatto. Dante si guardò intorno preoccupato. O Virgi, onde c'è sceso questo matto? I diavoli escan fuori da ogni anfratto, so sulle torri, muri e nel fossato. Se ce l'hanno con noi, io me la batto. Per di più Badalì è tutto infuocato. Per forza, è naturale, siamo a Dite. Che volete vi dia, maestro mio? Io son nuovo del posto, mi capite? Se non lo sapete voi, lo sape io. C'è un'altra cosa che non capisco poi. Ora o perché ci si darà del voi?